Buongiorno a tutti, lanciamo una sfida. A 3+2 giochiamo contro un 1009 indiano e abbiamo il bianco, giochiamo E4. Vediamo cosa ci giocano. A questo punto ci hanno giocato E5, cavallo F3, D6, D4. A questo gioco una sorta di scozzese, su cavallo C6 sarebbe una scozzese, ma su D6 è più forte perché l'alfiere è chiuso. A questo punto mi sviluppo. A questo punto ho trasposto in una... Hai trasposto in una Philidor, una Philidor con E per D4 che a me non sembra granché. Questo è uno dei piani più forti e poi gli lancerò tutti i pedoni. Gioco una posizione con arrocchi contrapposti con più spazio e questo penso che sia un massacro se gioco bene con il bianco, cioè almeno secondo la teoria, no? Poi uno deve sempre giocare bene, però diciamo che non mi piace la posizione nera. Ci sono giocatori forti che la giocano, però non è granché. Va bene, gioca a 6, probabilmente vorrà giocare B5, vuole che gioco a 4 così non arrocco più lungo, ma io penso che probabilmente ignorerò tutto, giocherò donna D2 e penso che la posizione sia favorevole a me. A questo punto penso che giocherà B5. Su B5 non so ancora bene cosa fare, forse gioco E5 o forse alfiere F3. E5 non mi dispiace, no? Cioè su B5 E5, su di per alfiere per, poi giocherò alfiere F3. Devo avere una buona posizione qua. Di fatto mi piace, no? Mi piace questa posizione. Vediamo adesso cosa giocherà il nostro avversario. Interessante, potrei giocare a volte, sì, come dicevo, rocco lungo, G4, ho i pezzi meglio sviluppati, lui ancora ha questi pezzi a casa, sì, probabilmente devi giocare B5 per provare a giocare il fianchetto. Abbiamo più tempo, 2 minuti e 47 contro 2 minuti, è molto importante non andare sotto di tempo a queste cadenze, no? Perché a volte chiacchierando uno, ok, a questo punto ho capito cosa vuole fare, lui vuole aspettare che io rocco lungo lo stesso, perché ormai ho già deciso che voglio roccare lungo e vediamo e passo la palla. Ok, va bene, a questo punto qua mi permette G4, perché non giocare G4? Se proprio vuole lo contentiamo, giochiamo G4, no? Allora G4, che cosa poi mi fa cavallo C5, vuole provocarmi F3, io voglio davvero giocare F3, no, non voglio davvero giocare F3, perché preferirei risparmiarmi questa mossa, però ok, comunque G4 devo continuare, no? Preferivo non giocare F3 perché voglio giocare G5 senza che lui possa mettere il cavallo in H5, no? Cioè se gioco G5 ho vinto, però gioca cavallo C5, mi attacca il pedone, devo giocare F3 e su H5 avrà cavallo H5, quindi il mio attacco sarà più lento, però cosa sta facendo? Penso che abbia sbagliato, no? Perché ora posso risparmiare questa mossa. Potrei giocare subito G5, no? Con buona posizione. Vediamo un attimo. Allora, su G5 è vero che entra in G4, ma non dovrebbe essere la fine del mondo. Potrei giocare sempre F3, ma non voglio. Gioco G4, lui giocherà cavallo G4, minaccia il doppio. Potrei anche prendere, volendo, o spostare magari il mio alfiere. Vediamo un attimo, G4, G5, cavallo G4, il cavallo non ha caselle, potrei anche giocare torre F1 con l'idea di H3. No, non mi piace la sua posizione. A volte bisogna seguire l'intuizione, no? Che uno ha. Ok, a questo punto se gioco il cavallo non attende case, quindi dico se gioco torre F1, cosa gioca lui? Torre F1 con l'idea F3, no? E che fa? Non so se spostare, se mettere questa torre magari. Questa torre forse no. Torre F1 per giocare F3, che fa? Non so quale torre mettere, questa è più sicura, questa potrebbe essere più aggressiva. Su C5 posso andare tranquillamente in F5, ma proviamo a giocare nel modo più aggressivo possibile. Torre F1, il cavallo penso che sia intrappolabile, no? Il cavallo G6, ah va bene, ok, qua avevo un'idea, giustamente, che ora minaccia cavallo per F4 e su donna per F4 poi alfiere per G5, sì, dà un po' fastidio questa mossa. A questo punto posso giocare alfiere G3, se prende in G5 F4 e continuo l'attacco, no? Potrei giocare alfiere per G4, giochiamo così, lo lascio prendere, gioco F4 e penso di avere una posizione interessante qui.
Vediamo se era corretto o se ho sbagliato. Penso di avere compenso, dopo lo scopriremo. Però qua, cioè, anche se non è corretto a queste cadenze, 1 minuto e 20 contro 40 secondi, cioè devo attaccare, devo aprire il gioco. Vediamo adesso il gioco, ok? F4, of course, ovviamente F4, no? Non posso... Ok, ha mantenuto lì mantenuto lì, ma adesso a questo punto questo alfiere è forte, andiamo a prenderlo. Io gioco cavallo G4 su alfiere per, no? E attacco i 2 cavalli, dovrei stare meglio, no? Potrebbe giocare cavallo E5, ma non dovrebbe funzionare. Quindi qua, ok, abbiamo poco tempo. Giochiamo cavallo F5, come abbiamo detto. Va bene, mettiamo la pre-move. Voglio cambiare questo alfiere che fa... Ora l'unica mossa che ha per sopravvivere è prendere e giocare cavallo E5 difendendo l'altro cavallo. Non so se la vede. Beh, se la vede pazienza, no? Bisognerà farsene una ragione. Ok, ma abbiamo sempre un'iniziativa fastidiosa comunque qua. Penso che stiamo meglio. Mi sposto, iniziamo a schiodarmi. Vediamo, quindi lui deve prendere, giocare cavallo E5, perché non posso prendere per l'inchiodatura e difende questo cavallo. Giocherò re B1, ok, presa. Ora giocherà cavallo E5, penso, no? Per difendere i 2 cavalli reciprocamente. E cavallo E3. Cos'è questa cosa qua? Adesso vinco. Però ho un compenso enorme, poi lo vedremo nell'analisi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Sto G per F7 intermedia sta ad essere completamente vinta. Ora magari non lo faccio tornare indietro da uno scacco intermedio, poi prendo in E3. Ok, prendo in E3. Adesso abbiamo poco tempo, però con l'incremento penso che la vittoria sia quasi sicura. Donna D5, vado da re matto. Ok, a questo punto mi sposto, no? Per evitare problemi, mi sposto. Ok, a questo punto giochiamo, non so, donna F2, magari a volte voglio entrare qui. Sì, non è così facile effettivamente, perché appunto avendo poco tempo, no? Il tempo qua lo è tutto, no? Questa cadenza. Però va bene, a questo punto, fiere H4, no? Giochiamo a 3 perché ho poco tempo, non voglio prendere un matto del corridoio. Va bene, adesso alfiere H4 deve vincere. Adesso prendiamo la qualità e poco a poco vinciamo. Beh, penso che è vinta su G5, prendo in G5. Presa, alfiere H4 vinceva anche prima, però. E poi adesso il pezzo in più sarà secco. Ah, potevo prendere in H7 già da un po'. Mi era sfuggito. E che il materiale non ha un'opinione. Va bene, prendiamo. Andiamo in H7. E con l'incremento è difficile qua. L'alfiere non è intrappolabile perché torna indietro. Va bene, adesso torniamo in D3. Vuole forse provare a creare del controgioco sulle case nere, ma giocherò cavallo I2, donna D4 per cambiare pezzi. Va bene, ora vuole provare ad attaccare. Va bene, giochiamo donna G2. Andiamo a mangiare tutto proprio. Andiamo a catturare tutto. F5 per aprire il gioco. Bam, a questo punto F per G6, aprendo la colonna F. Donna per, a questo punto la donna entra in F7 con conseguenze fatali. Donna H7, matto. Anche G7 da matto in 3, però meglio donna H7. Va bene, vediamo adesso, magari facciamo un'analisi, no, di questa partita. Vediamo se l'attacco intuitivo andava bene. Okay, quindi questa cosa non è... Questo sistema, questa Felidor con E per D4 a me non piace, cioè a chi piace, a me non molto. Anche qua ho giocato donna D2, torre 8, arrocco. Ecco qua adesso io ho giocato cavallo D7, che qua G4, una delle migliori, cavallo E5, ecco qua sì, ho giocato G5, i motori approvano anche altre mosse tipo cavallo F5 o F3, l'attacco un po' lento ma è sempre un attacco schiacciante. Volevo vedere B5, su B5 pensavo di giocare E5, devo stare meglio, penso, al motore piace ancora di più alfiere F3 per creare attacchi di scoperta. E su alfiere B7 ah bella E5 perché se lui prende in E5 prende in F3 attaccando la torre attacco più cose, se prende in F3 prendo in F6 e alla fine delle intermedie prendo in E7 e attacco la donna, l'alfiere non sta attaccando più nulla, non ha più non può più giocare mosse intermedie e qua ho 2 pezzi per
la torre vantaggio decisivo, ok? Quindi B5 non funziona. Quindi su cavallo... Quindi qua, ok, lui ha giocato cavallo D7, G4, a me piaceva di più cavallo C5, ma con F3, su cavallo C5 F3 un vantaggio enorme. Lui ha giocato cavallo E5, G5, quindi qua avevo anche altre mosse che hai giocato torre F1, minaccio H3 intrappolando il cavallo G6, ecco qua, ah no, qua è vero che avevo un'altra mossa semplicissima che mi ero dimenticato, H4. È vero che qua mi prende la coppia degli alfieri, però qua è una posizione disastrata, no? Perché deve spostare il cavallo. A questo punto potrei anche, non so, togliere il re da questa diagonale, torno indietro con la donna, F4, e i miei pedoni possono creare un attacco letteralmente massiccio, con vantaggio schiacciante. Ok, qua alfiere G3 ci sta, alfiere per, il motore di chess.com non è convinto, ma penso che nella pratica stia meglio il bianco, penso che un motore forte apprezzerebbe, infatti ecco adesso il motore di chess.com per un momento diceva parità facile per il nero, poi approfondendo invece il bianco sta bene. Qua come dicevo l'unica mossa per non perdere era catturare, giocare cavallo E5 perché non posso catturare, ma a me piaceva la mia posizione perché inizio a sgomberare questa colonna, lui mette qua il cavallo in F6, gioco alfiere H4, i pezzi strani, poi giocherò torre G1, giocherò cavallo D5, la posizione nera secondo me è un pochino complessa da gestire. E dopo cavallo E3 invece il bianco è un attacco decisivo, prendo, qua mossa intermedia, e qua un altro scacco intermedio, avrei potuto anche prendere subito, giocare donna D5, uguale. Qua, ok, il motore dice che donna D5 dava matto subito, però è che uno qua vuole andare sul sicuro, no? Cioè, qua ho più materiale, mi consolido, qua ho altre combinazioni che vincono, ma evito matti, nella prima traversa, potevo prendere in H7, alfiere H4, poi qua a questo punto prendo la qualità, prendo H7, torno indietro, attacco il pedone, su torre E6 a questo punto, prima magari su F5 poteva provare a tenere tutto chiuso, ora qua F5 deve per forza aprire, e qua vinco, su G per F5 anche vinco, e dopo a questo punto guadagno la donna e la posizione nera collassa. Una partita secondo me interessante, e ok, giocheremo presto delle altre. Comunque sì, questa Philidor non mi è piaciuta molto, questo sistema con arrocco lungo secondo me è un modo interessante per mettere alle corde questa apertura.